del bus, oggi la perizia con l'ingegnere Migliorino, prima sul cavalcavia dove si è alzato anche un drone in volo, poi dove è custodito il mezzo. Travolse un SUV fermo sulle strisce per far passare il 69enne Giuseppe Niero che rimase ucciso sul colpo. Trevigiano patteggia un anno. Scossa di terremoto con epicentro Ceneselli in provincia di Rovigo poco prima delle 16. La terra ha tremato da Trieste a Bologna. Tanta paura in Polesine, ma non ci sarebbero danni. Lavoriamo con uno stipendio da fame, sciopero stamane di una trentina di lavoratrici del Novotel albergo allo svincolo della Castellana lungo la tangenziale di Mestre. A Sottomarina, dopo gli sgomberi, al via i lavori di muratura all'ex hotel Capo Est, occupato da sbandati senza tetto e teatro di numerosi episodi di degrado e criminalità. Il Mose entra in funzione per una serie di maree molto sostenute. Per domani previsto un picco di 130 cm, venerdì potrebbe salire fino a 140. A Venezia tutto pronto, terraferma e isole per la festa itinerante di Halloween con Fesercenti stima in Veneto tra dolcetti e costumi una spesa di oltre 17 milioni di euro. Buonasera, bentrovati, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Cominciamo con la cronaca, ancora la strage del bus in primo piano. Si è tenuta questa mattina la perizia con l'ingegner Migliorino, prima sul cavalcavia dove si è alzato anche un drone in volo e dopo dove è custodito il mezzo. Vediamo. Cavalcavia chiuso al traffico per ore, oggi il giorno del superperito, l'ingegner Migliorino che vediamo proprio lì sul punto in cui la sera del 3 ottobre il pullman guidato da Rizzotto è precipitato di sotto. Quella di Migliorino, il funzionario del Ministero dei Trasporti definito il mastino per le analisi sullo stato del ponte Morandi, incaricato dalla Procura, è la perizia più attesa nelle indagini sulla strage del bus. Presenti la PM Laura Cameli, titolare del fascicolo, i periti delle parti civili, i legali e i periti di parte dei 3 indagati, l'amministratore delegato della linea, Fiorese, e i 2 dirigenti del comune di Bussolo e Cesaro. Al momento, come ribadito dal procuratore Cherchi, nessun altro è iscritto nel registro degli indagati. Per i rilievi e le misurazioni, Migliorino si è avvalso di un drone che è stato fatto sorvolare lungo il tratto da cui è precipitato il bus. Sono stati misurati poi ringhiere e guardrail, soprattutto i 27 punti toccati dal mezzo prima di precipitare. La viabilità sul cavalcavia è stata interrotta dalle 13 alle 16 come da ordinanza comunale. Una volta terminate le analisi sul cavalcavia verso le 16, l'ingegner Migliorino e i vari tecnici si sono spostati a esaminare il bus all'ex mercato ortofrutticolo di via Torino a Mestre, dove era stato portato all'indomani dell'incidente. Qui sono state scattate numerose fotografie. Il 9 novembre è in programma la seconda parte di verifiche. Intanto si attendono anche gli esiti delle varie perizie e dell'autopsia eseguita sul corpo di Rizzotto. I primi accertamenti non hanno riscontrato anomalie, per questo si attendono gli esami più approfonditi eseguiti sul cuore dell'autista quarantenne. Scossa di terremoto nel pomeriggio in provincia di Rovigo intorno alle 15:45. Il sisma è stato avvertito anche nelle città del Veneto e in Emilia-Romagna. La scossa, secondo le prime stime, dovrebbe essere di magnitudo compresa tra i 4 e 4,5, l'epicentro a Ceneselli. È quanto ha reso noto l'INGV che sta monitorando la situazione. La sala operativa dei Vigili del Fuoco di Rovigo non ha ricevuto nessuna richiesta di soccorso. Qualche telefonata solo di persone che hanno comunicato di aver sentito la scossa. La sala operativa è presieduta dal comandante dei Vigili del Fuoco di Rovigo, Claudio Fortucci, che al momento esclude criticità. A Marcone adesso, dove travolse un SUV fermo sulle strisce, per far passare il 69enne Giuseppe Niero che rimase ucciso sul colpo. Il trevigiano patteggia un anno. Si è chiuso con un patteggiamento a un anno di reclusione, pena sospesa, al processo a carico del 27enne di Zero Branco, che alla guida di un grosso pick-up aveva violentemente tamponato lo scorso 13 maggio un SUV fermo sulle strisce pedonali che a sua volta ha travolto e ucciso Giuseppe Niero, che stava regolarmente attraversando la strada sulle strisce pedonali. Aveva 69 anni. Il PM e l'avvocato difensore hanno raggiunto l'accordo sulla pena, anche a fronte dell'impegno di risarcire la famiglia. È un patteggiamento sicuramente consentito dal nostro ordinamento giuridico
ma nessuna pena, nessuna sanzione, nessun risarcimento in denaro potrà alleviare l'incommensurabile dolore cagionato alla famiglia Niero, che assisto insieme al collega avvocato Marco Vassallo. La polizia locale di Marcongia dai primi accertamenti aveva ipotizzato l'esclusiva responsabilità del conducente del pick-up, escludendo la colpa della conducente dell'altra vettura. Evidenti da parte dell'automobilista plurime e gravi violazioni del codice stradale, hanno detto i legali della famiglia Niero, per non aver assicurato il controllo del proprio veicolo in modo tale da realizzare l'arresto tempestivo, per non aver ridotto adeguatamente la velocità in prossimità dell'attraversamento pedonale, per non aver tenuto la dovuta distanza di sicurezza rispetto al veicolo che lo precedeva, che aveva arrestato la propria marcia proprio per consentire a Niero di attraversare. La famiglia Niero auspica che tragedie di questo tipo non avvengano mai più. Auspica che si punti sulla prevenzione degli incidenti stradali. Ricordiamoci che la prevenzione è educazione, la prevenzione è cultura, quell'alta cultura che dovrebbe pervadere la nostra società. A Conegliano adesso, dove è stato trovato senza vita in una camera d'albergo di un hotel appunto in centro a Conegliano in via Parrilla, un 32enne veneziano, l'ipotesi più plausibile che sia deceduto in seguito a un'overdose. Saranno gli esami tossicologici a stabilire però l'esatta causa del decesso. A dare l'allarme è stato il personale della struttura alberghiera, che ha immediatamente chiamato i carabinieri della compagnia di Conegliano e i sanitari del STUM 118. La salma è stata trasportata presso l'obitorio dell'ospedale di Conegliano in attesa dell'autopsia che è già stata disposta dalla Procura di Treviso. E sciopero questa mattina di una trentina di lavoratrici del Novotel albergo allo svincolo della Castellana della tangenziale di Mestre. Lavoriamo con uno stipendio da fame, il loro slogan, con contratti part-time. Inutile dire, dicono che non si riesce ad arrivare a fine mese. A scioperare sono state tutte le cameriere e i piani che hanno organizzato il presidio all'esterno dell'hotel, e quella di oggi, fanno sapere, sarà soltanto la prima giornata di mobilitazione. Se entro stasera, dicono, nessuno della proprietà si farà vivo, domani si torna in mobilitazione. Sono sostenute inoltre dal sindacato ADL Cobas, che ribadisce il pieno sostegno alle lavoratrici. E siamo sempre sul salario minimo. La CNA del Veneto ha le idee chiare, serve una contrattazione, 9 euro all'ora non bastano, dice. Il salario minimo al centro dell'approfondimento nei giorni scorsi della CNA del Veneto. La questione è complessa e articolata e va assolutamente approfondita con la contrattazione. Ai lavoratori vanno assicurate prestazioni, quali quelle di welfare, ad esempio, che vanno ben al di sopra del salario minimo e che nel caso rischierebbero di sparire. Prestazioni che nel complesso valgono certamente più di 9 euro all'ora in busta paga. Così, in estrema sintesi, Matteo Ribon, direttore della CNA Veneto. Noi riteniamo che la contrattazione sia importante, soprattutto la contrattazione che è in grado di essere vicina al territorio, che ha consentito nell'artigianato di creare un sistema di welfare importante come quello della bilateralità, che va salvaguardato. La questione, che a livello nazionale riguarda il 3% dei lavoratori, in realtà non terrebbe conto delle fasce dei cosiddetti lavoratori poveri, quelli cioè che pur avendo un contratto non hanno un adeguato trattamento economico. Oggi il CNEL ne certifica oltre 900, noi crediamo che una delle prime cose che debba essere fatta è quello di andare ad individuare quali sono i contratti collettivi nazionali di lavoro che davvero garantiscono tutele per imprese e per i lavoratori, e soltanto quelli dovrebbero essere applicati. Ci fermiamo qualche istante di pubblicità, tra poco. Eccoci tornati in studio, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Domani a Venezia è prevista una marea di 130 cm con un picco di 140 cm per venerdì, con il Mose che resterà in funzione. Già martedì sera e questa mattina infatti il sistema di dighe ha protetto Venezia dall'acqua alta per una serie di maree molto sostenute, superiori ai 110 cm. Acqua alta prevista, come detto, almeno fino alla giornata di venerdì. Alle 7:30 di oggi la marea ha toccato una punta di 108 cm registrata dalla piattaforma Ismar CNR. Domani, giovedì, invece l'acqua alta potrebbe toccare 130 cm alle 10 e 110 alle 22:15.
A Sottomarina di Chioggia adesso, dove sono iniziati i lavori di muratura dell'ex hotel Capo Est, occupato da sbandati e senza tetto e da anni teatro di numerosi episodi di criminalità. A Chioggia sono iniziate le operazioni di muratura nell'hotel ex Capo Est, da tempo dimora di sbandati, senza tetto e migranti, luogo di bivacchi e teatro di numerose risse denunciate più volte dai residenti che fino ad oggi hanno vissuto sotto assedio del degrado. I lavori di muratura di porte e finestre per evitare i numerosi momenti di sgombero forzato a cui seguivano nuovi atti di occupazione abusiva, sempre di tossicodipendenti e pure di criminali, così da assicurarsi che nessuno possa più nuovamente entrare. Presente anche il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, che ha seguito da ormai un anno questa situazione di illegalità che perdurava da più di 10 anni. I lavori di muratura finiranno tra circa 3-4 giorni, così da previsione di piano comunale. Le Olimpiadi adesso, dove la tensione è alle stelle anche all'interno della fondazione, che va in pressing sia a livello nazionale che locale. Il PD, Zaia e il ministro Abodi riferiscono in aula, dicono. Non è che dico io che è colpa di Zaia, siccome Zaia è quello che fin dall'inizio ha detto che era merito suo se le Olimpiadi si facevano, non è che può essere merito tuo se si fanno e colpa di un altro se poi non si fanno. È una questione di responsabilità. Va all'attacco il Partito Democratico regionale nei giorni in cui sul progetto della pista da bob di Cortina sta calando il sipario, mentre si sta alzando un polverone di ripicche e polemiche, un tutti contro tutti con i Dem che chiedono allo stesso Zaia di relazionare in aula a Palazzo Ferrofini, cominciando dai conti. Noi vorremmo sapere qualcosa, nel senso che il presidente Zaia, che pure dell'evento olimpico ha fatto una bandiera per se stesso, non ha mai coinvolto il Consiglio regionale per informarci su cosa stava avvenendo, quali decisioni erano state assunte, qual era lo stato di avanzamento del lavoro. O meglio, ci ha chiesto soltanto una volta cosa ne pensavamo quando ha chiesto al Consiglio regionale di l'autorizzazione per 85 milioni di debito. Da allora noi Zaia non l'abbiamo più visto. Ma i Dem sono in pressing anche a Roma, dove hanno chiesto al ministro allo sport Abodi di riferire in Parlamento. La questione del resto riguarda l'intero sistema paese, soprattutto all'indomani della fumata nera registrata nel corso del CDA della Fondazione Olimpica. Insomma, non si sa ancora dove finiranno le gare di slittino, bob, skeleton, 30 medaglie in tutto. Malagò lunedì a Vicenza aveva lasciato intendere di aver pronto un coniglio dal cilindro, ma quel coniglio ancora non si è visto, con Zaia che durante una riunione infuocata lo avrebbe definito un criceto. È davvero surreale il battibecco tra Malagò e Zaia. Qui non si tratta di criceti o di conigli, ma si tratta di istituzioni che dovrebbero fare fino in fondo il proprio dovere, che rischiano invece di aver perso il senso delle realtà, non avendo visto la complessità dei problemi presenti. Tutto pronto a Venezia per la festa itinerante di Halloween. Confesercenti stima in Veneto una spesa di oltre 17 milioni di euro. Assessore Mar, dolcetto o scherzetto? Dolcetto, si vede. Tutto pronto a Mestre, Venezia e Isole per la festa itinerante di Halloween. Da sabato 28 a martedì 31, tra zucchero, zucche, bancarelle, stand, animazioni, numeri di magia e maschere, il divertimento sarà alla portata di grandi e piccini. Le performance al via da sabato prossimo a Forte Marghera a Mestre. Con Fort Tenebra, organizzata da Venezia Comics, che durerà dalle 10 della mattina alle 8 della sera, quindi ci possono andare tutti e trovare il tempo di partecipare a workshop, essere coinvolti in laboratori, giochi di ruolo, ci saranno degli stand, gadget, cioè ci sarà la possibilità di fare festa. Quindi il 31 in Piazza Ferretto, Corte Legrenzi, via Palazzo. Per le solite sorprese per i bambini. Manifestazione a Marghera e anche in parrocchia a Carpenedo. A Burano, al Lido, in Gran Viale e in Piazza Santa Maria Elisabetta. A Malamocco per tornare in terraferma a Favaro nel campo da rugby.
c'è un party di Halloween anche alla Gazzara, organizzato dall'Associazione Commercianti e Artigiani, e quindi in tutte le municipalità ci sono manifestazioni dedicate ai bambini, perché questa è una festa per bambini che si sta diffondendo, e vediamo che è un sistema di aggregarsi, i bambini si divertono, i genitori ovviamente seguono i bambini, e questo serve sempre anche a far girare la gente in città e a creare degli spazi di serenità rispetto anche ai tempi che stiamo vivendo. È tutto per questa edizione, vi lascio al meteo, una buona serata, arrivederci. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso. Bentrovati al meteo. Continua il via vai di perturbazioni sull'Italia, ancora maltempo e rischio di fenomeni intensi. Vediamo il dettaglio di giovedì 26 ottobre. Sul Veneto la giornata trascorrerà con un tempo inizialmente asciutto, tuttavia il cielo risulterà spesso nuvoloso. Precipitazioni dapprima assenti, dal pomeriggio sera, e ce lo mostra la grafica, rovesci più diffusi. Temperature stazionarie, minime sugli 8-13 gradi, massime tra 17 e 21 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Cielo anche qui coperto con qualche sprazzo di sole inizialmente. Dal pomeriggio piogge e temporali che con il passare delle ore tenderanno a peggiorare e divenire intensi. Temperature minime tra 12 e 16 gradi, massime sui 18-21 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove prevarranno le nubi con precipitazioni diffuse, soprattutto nella seconda parte della giornata. Temperature minime intorno agli 8-10 gradi, massime sui 20 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso.